E ora vi proponiamo la seconda puntata di Cinemotion, realizzata da Andrea, Michele, Daniele e Chiara. Io ti prendo. Ti giuro che ti prendo. In questa seconda puntata continueremo a parlare del poliziottesco italiano, che si presenta come un genere eterogeneo. Infatti, i registi che vi si sono cimentati hanno saputo costruire percorsi autonomi in relazione al loro background. Fernando Di Leo, voce più autoriale, basa i suoi plot sull'intreccio dei personaggi. Umberto Lenzi, in parallelo alla sua carriera nel cinema horror, inserisce forti momenti di tensione. Sergio Martino ed Enzo Castellari si distinguono nella direzione delle scene d'azione. Va bene. Digli che il regalo è pronto e lo troverà al bar. Le tematiche e gli intrecci derivano direttamente dal cinema poliziesco di fine anni 60. Film come Cadaveri eccellenti, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e Il giorno della civetta sono i principali antecedenti. A livello stilistico, la maggiore influenza proviene dallo spaghetti western di Sergio Leone. Basti pensare alla trasposizione delle sparatorie dal Far West all'ambientazione urbana. A livello tematico si differenzia dal noir americano per la centralità dei contenuti sociali e dal noir francese per un minor approfondimento psicologico dei personaggi. Non perdetevi la terza puntata dove parleremo di tematiche politiche e sociali dell'Italia di quegli anni. Arrivederci. È tempo di Stars Day. Il 12 e il 13 maggio gli studenti dello Stars mostreranno alla città la loro creatività maturata durante i laboratori. Vediamo insieme i dettagli delle due giornate. Il 12 e il 13 maggio gli studenti dello Stars hanno organizzato gli Stars Days. Di che cosa si tratta? Ce lo raccontano due studentesse del laboratorio di organizzazione di eventi, Roberta e Paola. Gli Stars Days sono delle giornate che abbiamo organizzato con il nostro laboratorio di organizzazione di eventi, nelle quali vogliamo presentare gli esiti o i progetti dei laboratori avviati in quest'anno scolastico. Ecco Paola, quali sono i laboratori che esporranno i loro lavori? I laboratori presenti sono i laboratori che identificano ogni curricula dello Stars, come ad esempio il montaggio di un video, l'organizzazione di eventi nel campo della moda o la ripresa fotografica. Ecco, vi va di spiegarci un po' come saranno strutturate queste due giornate, il 12 e il 13 maggio? Per quanto riguarda il 12, partiremo il pomeriggio dalle 2 fino alle 5:30-6 e ci saranno la presentazione di tutti i laboratori in circa mezz'ora per ogni docente. E questo vale anche per il 13 mattina, mentre il 13 pomeriggio ci sposteremo al nuovo Cinema Eden, dove ci sarà una tavola rotonda. Chi parteciperà a questa tavola rotonda? A questa tavola rotonda parteciperanno personaggi di spicco del background bresciano
che ci consiglieranno gli eventuali sbocchi lavorativi di noi studenti dello STARS, tra cui Andrea Arcai, assessore alla cultura, Angelo Pastore, consigliere organizzativo del CTV, Alessio Merigo, amministratore delegato di Brescia Tourism, Nunzia Vallini, direttore di Teletutto, Claudia Vigo, responsabile eventi di Elisse SRL, Francesco Tedeschi, professore di storia contemporanea dell'Università Cattolica, Giacomo Scanzi, direttore del giornale Brescia, e Dario Polatti, consulente marketing del settore moda e lusso. Dopo questa tavola rotonda ci sarà anche la festa la sera, giusto? Esatto, a conclusione degli Stars Days ci sarà una festa in Chalet in Castello dalle ore 20:30 di mercoledì 13 la sera e vi aspettiamo numerosi. Anche per questa puntata è tutto e vi ricordo che le puntate di Cattolica e dintorni sono disponibili su YouTube. Grazie per essere stati con noi. Thank you.